L'acqua, questo liquido mistico, è una delle sostanze più importanti sul nostro pianeta. Nel corso dei secoli, l'acqua ha creato insediamenti, città, tradizione e ha fatto la storia. Tramite i suoi flussi ha intrecciato tra loro destini e vite umane. Unisciti a noi in un viaggio attraverso il flusso mistico di una piccola area dove l'acqua vuol dire di più di una fonte di vita, è la vita stessa. Nell'Europa sudorientale, dove le Alpi scendono dolcemente verso il Mar Mediterraneo, salutando le prime gole dinariche, la natura diventa mite e temperata. L'estensione verde sulla confluenza di queste due grandi montagne ha attirato l'attenzione degli esseri umani fin dall'era preistorica. Ma ciò che fu alla base dei primi insediamenti in quest'area non furono né le lussureggianti foreste né i prati fioriti, ma il tesoro di cristallo sotterraneo che scorreva attraverso le rocce del Mesozoico, offrendo alla regione acqua fresca, pura e pulita. Attraverso i suoi silenziosi torrenti, le limpide sorgenti e le fresche fonti che scorrono attraverso il passato di queste terre, l'acqua ha spianato il percorso della zona chiamata Mysterion. Questa località internazionale, nel sud-est della Slovenia e nel nord-ovest della Croazia, è sia divisa che connessa dal fiume Kupa. Dalla regione della Carniola Bianca in Slovenia, attraverso le montagne Žumberak fino a Pokuplje in Croazia, Mysterion cresce con le virtù dell'acqua. Campi rigorosi, prati profumati, foreste lussureggianti e radure erbose si diffondono attorno ai fiumi Kupa, Lachinia e Krupa, che scorrono attraversando le principali città di Mysterion. Le origini dell'antica città di Shromel, circondata da mura medievali, datano all'età del bronzo, lungo il fiume Laginia. Questo fiume tortuoso ha origini in numerose sorgenti carsiche, che curvano leggermente attorno all'antico ma ancora attivo mulino e alla chiesa di Tutti i Santi, con il campanile con gli abbaini aperti. Dal fiume Lasigna, dove risultano i primi insediamenti europei preistorici, la cultura e la civiltà hanno viaggiato molto. Sulla Signa navighiamo verso Shromel. Nel centro della città, il museo municipale ci accoglie con molti reperti che intrecciano il passato ed il presente, l'uomo con l'acqua. E mentre il Lasinia si increspa piano nel Kupa, un altro fiume attira la nostra attenzione. Alla periferia di Semic, tra le colline boscose e i pascoli dorati con le rocce carsiche, vi è un forte rumore d'acqua. Infine rivelata, la fonte del fiume Krupa toglie il respiro. La magia che circonda questo posto è una splendida sinfonia di uccellini e libellule svolazzanti e il ronzio delle cime degli alberi in armonia con la cascata. Le mura di pietra dei vecchi mulini guidano ancora questo fiume rapido, sospirando d'antichità. Questa terra è stata abitata fin da epoche remote. Il percorso pedagogico dall'Ebiza fino al Krupa rivela la grotta carsica, nota come la casa ebraica, e la vecchia strada romana lungo le sponde del Krupa. A nord della foce del Krupa, nelle ricchezze naturali carsiche, il paesaggio rurale della cittadina di Semic fiorisce con fonti abbondanti e con foreste di torrenti. Il centro di Semic si riconosce facilmente grazie alla torre della parrocchia di Santo Stefano e poco più in là un grande albero di tiglio vecchio di 600 anni offre ombra ai visitatori. Il museo di Semic accompagna i suoi visitatori in un viaggio di 200 milioni di anni attraverso un passato geologico carsico con le acque preziose che sgorgano dalle sorgenti carsiche. Sopra la valle del fiume Chermosnicica, sotto l'altopiano carsico di Kojevski Rog, corno di crocevie, è nascosta una foresta a gioiello, Divje Potok.
Interrotto da numerose cascate, bacini e rapide, un ruscello scorre attraverso la foresta e la sua acqua limpida è un habitat naturale per i gamberi di roccia. I germanici di Kočevar lasciarono un segno profondo su quest'area. La loro storia è scritta nelle rovine del vecchio e del nuovo accampamento e nelle numerose sorgenti di Kočevar, nella più ampia area di Divje Potok. In quasi ogni passo nella città di Semic, i ruscelli e i torrenti mormorano, i laghetti prendono il sole e Bayer, nel Rosnidol, accoglie i suoi visitatori con le ninfee in fiore. Ancora più verso est, sull'agriturismo Mlinar, le ricche acque di Semic vi sorprenderanno con la loro specialità, la trota di Rosnidol. Ovviamente, alcuni preferiscono pescare da soli. Vicino al comune di Metlika, gli amanti della pesca troveranno il lago Prilože, che pullola di pesci ed è un habitat di molte specie in via d'estinzione. Vicino al laghetto, i visitatori possono godersi l'itinerario a piedi di quest'area tranquilla e romantica. Solo qualche chilometro più lontano, il Krupa e il Lahinia confluiscono nel maggiore corso d'acqua di Mysterion, il fiume Kupa. Le rive di questo fiume turchese rivelano un'altra parte della storia. Metlika. Il castello della città vecchia, il cui nome fu menzionato già nel XIII secolo, ha aperto le sue porte ai visitatori. Tra le mura medievali, il Museo della Carniola Bianca custodisce la storia e la cultura della regione della Carniola Bianca. Sotto la città vecchia, lungo il fiume Obr, vi è un percorso pedagogico. Un posto che una volta veniva usato per fare il bucato, oggi è un simbolo dell'eterno legame tra l'uomo e l'acqua. Lungo il percorso pedagogico si trova la più profonda grotta carsica della regione della Carniola Bianca, Zdens, e il suo torrente Vidovek. Qualche chilometro più giù sul fiume, il Kupa diventa una vera località verde. Questo fiume tranquillo e calmo ospita due campeggi: Big Berry e Podzemel, dove la bellezza del fiume può essere sperimentata da vicino con un costume da bagno. La Carniola Bianca è piena di vita, danza e musica, e le sue bellezze naturali, come le betulle bianche, hanno dato il nome alla regione. Essa attira numerosi turisti, camminatori, scalatori ed anche parapendisti. L'ampiamente nota ospitalità degli abitanti della Carniola Bianca può essere sperimentata da ogni visitatore del tradizionale Festival dei Matrimoni di Semic, e la loro ricca tradizione vinicola può essere gustata durante il Vinske Vigredi a Metlika. Per andare più lontano, bisogna vestirsi con abiti più pesanti. Stiamo attraversando tutte le regioni fino a Gorianci. Ma non appena attraversiamo il Kupa e il confine tra Slovenia e Croazia, questa catena montuosa cambierà il suo nome in Žumberak. Questa catena montuosa, in cui i tratti delle Alpi, dinariche e della pianura pannonica si confondono tra loro, è un giardino botanico naturale. Su questi pendii montani ricoperti di foreste vi sono molte piante in via di estinzione come le orchidee selvatiche, grazie alle ricche cale della foresta diligentemente raccolte dal fiume Kupčina. Questo fiume da canyon scende lungo la cascata di Sopot lunga 40 metri. Lungo il suo corso incrocerà la cascata nascosta di Brisalo. E mentre il Kupčina confluisce avidamente verso il fiume Kupa, diversi mulini ad acqua che hanno macinato il grano e il mais per secoli danno testimonianza della sua importanza per la comunità. Ma al di là di questi monumenti costruiti dall'uomo per l'acqua, il Kupa ha scolpito un museo naturale sulle sue sponde, da cui racconta la storia di un passato lontano. Con il suo flusso calmo, il Kupa entra a Kamanie. Tutto intorno all'affascinante piazza di Kamanie, delle immense praterie sono coperte da caratteristici segni carsici, pietre da cui la città prende il nome. La strana immagine sullo stemma della città è un simbolo della relazione profonda e duratura tra il fiume e l'uomo. È il simbolo che ci porta verso il misterioso museo naturale del fiume Kupa.
Fin da tempi antichissimi, la grotta di Vrbovka era nota come un fenomeno geomorfologico e l'habitat dei pipistrelli. Ma degli studi archeologici hanno scoperto che una volta i pipistrelli condividevano questa grotta con gli esseri umani. Molti reperti antichi, come l'anello paleocristiano, sono la dimostrazione del fatto che gli esseri umani veneravano questo fiume come un tempio molto prima degli archeologi di oggi. Uno dei reperti più bizzarri trovati nella grotta ha rivelato esattamente quanto tempo fa. Una piccola bottiglia d'argilla impreziosita da incisioni che datano dell'ultima fase dell'età della pietra. Il vaso usato per scopi cerimoniali, rituali, apparteneva alle antiche civiltà di Laginia e Lengiel, che hanno installato i loro primi insediamenti lungo il fiume Kupa. Sono trascorsi migliaia di anni, ma lo stesso posto pullula di vita. Nei giorni del festival di Kămănege, appassionati di Nordic walking, di corsa e di bicicletta si godono la natura all'aria aperta e il tradizionale rafting sul Kupa attira miriadi di appassionati. Scendendo lungo le rive del Kupa si trova il castello di Osali, la cui storia va fino al XIII secolo. Tra le sue mura un museo illustra 6.000 anni di storia e custodisce alcuni dei reperti trovati nella grotta di Vrbovka. Numerosi archeologi hanno cercato questo misterioso mondo sotterraneo e hanno continuato ulteriormente ad esplorare lungo le rive dei fiumi Kupa, Lahinia e Krupa. Torrenti di foreste selvagge, sorgenti e cascate che ancora mormorano di uomini e del profondo ed eterno legame con l'acqua. Ma non vogliamo ancora rivelare tutto, perché è arrivato per voi il momento di sperimentare i segreti di queste acque i cui flussi, da un tempo antico fino ad ora, hanno scolpito i paesaggi magici, romantici e con una bellezza senza tempo di Mysterion.